Restate qui, io vado a pregare. Pietro, Giacomo, Giovanni, seguite. L'anima mia è tristissima, da morirne. Restate qui, io vado là a pregare. Padre, se è possibile, passi da me questo calice, tuttavia non come voglio io, ma come vuoi tu. State dormendo. Non siete stati capaci di vegliare con me neppure per un'ora. Pregate per non entrare in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Padre, se non è possibile che questo calice passi senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Padre, se non è possibile che questo calice passi senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Dormite e riposate. Ormai è venuto il momento in cui il figlio dell'uomo verrà consegnato nelle mani dei peccatori. Seguitemi, vi bacerò e lui, prendetelo. Alzatevi, ecco, il traditore qui. Salve, maestro. Oh amico, per questo siete venuti. Chi cercate? Sono io. Chi cercate? Ho detto sono io, prendete me e lasciate che costoro se ne vadano. Così si adempiva la parola da lui detta. Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dati. Ed avvicinatisi, misero le mani addosso a Gesù e l'arrestarono. Riponi la tua spada nel tuo povero, perché tutti quelli che impugneranno una spada moriranno colpiti di spada. Credi che non posso pregare il Padre mio e subito mi manderebbe giù 12 legioni di angeli, ma così si compirebbero le scritture, le quali non dicono che ciò deve avvenire. E toccando l'orecchio lo guarì. Poi Come Gesù se- disse ai capi dei sacerdoti: Come se fossi un brigante siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero al Tempio a pregare con voi e non stendeste le mani sopra di me, ma ormai è giunta la vostra ora, il dominio delle tenebre. Quindi la corte, il tribuno e i ministri dei giudei presero Gesù, lo legarono e lo condussero a sé. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e a noi i nostri debiti, come noi li ripetiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del suo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è l'ora della nostra morte. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato. Condussero Gesù al Sinedrio, dove prima Anna, che era suocero di Caifa, sommo sacerdote in quell'anno, e poi lo stesso Caifa lo interrogarono. Sei tu che vai predicando una nuova dottrina? Ho parlato al mondo pubblicamente, in tempio, in sinagoga, dove si riuniscono i giudei. Non ho detto nulla di segreto. Perché interroghi me? Interroga coloro che hanno sentito ciò che ho detto. Essi sanno ciò che ho detto. Così si risponde al sommo sacerdote. Se ho parlato male, mostrami dove sta il male. Ma se ho parlato bene, perché mi perseguiti? Allora Anna lo mandò legato dal sommo sacerdote Caifa. Perché lo portate al mio cospetto? Perché dice che È un impostore! Senti le loro voci. Difenditi dalle loro accuse. Perché non parli? Per il Dio vivente ti scongiuro. Dimmi se sei tu il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto. Anzi, ormai ti dico che vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nubi del cielo. A bestemmiare! Tutti avete udito le sue parole, le sue bestemmie. È reo di morte! È reo di morte! Sì, Allora gli sputarono in viso e lo percossero con pugni. Alcuni poi lo schiaffeggiavano. Seguivano Gesù. Allora Pietro ricordò la parola che il Signore gli aveva detta. Prima che il gallo canti, oggi, 3 volte mi rinnegherai. E uscito fuori, pianse amaramente. E fattosi giorno si riunì l'assemblea degli anziani del popolo, capi dei sacerdoti e scribi, e lo condussero nel loro sinedrio e gli dissero: sei tu il Messia, dillo a noi. Anche se vi facessi delle domande non mi rispondereste, e se ve lo dicessi non mi credereste. Ormai vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio. Sei dunque tu figlio di Dio? Tu l'hai detto, io lo sono. Avete sentito le sue parole? Sì. Non abbiamo più bisogno di testimoni. Che sia fatta giustizia e venga condotto da Pilato. E legatolo lo condussero fuori e lo consegnarono al governatore Pilato.
pensaci tu. Queste monete sono sporche di sangue. Non possiamo mischiarle col tesoro del Dio. Le useremo comunque per comprare il terreno del vasaglio, per dare degna sepoltura ai Cristo. E tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaglio per la sepoltura dei forestieri. Ecco perché quel campo fu chiamato sino a ora campo del sangue. Si compiva così la parola di Geremia profeta. E presero le 30 monete d'argento, il prezzo di colui che fu mercanteggiato, come lo valutarono i figli di Israele, e le pagarono per acquistare il campo del vasaglio, come gli ebrei portando Gesù. Però non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare così la Pasqua. Pilato! Quale accusa portate contro questo? Tu sei il re dei Giudei. Dici questo da te stesso, o altri te l'hanno detto di me. Sono io forse Giudeo. La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che hai fatto? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, le mie guardie avrebbero compiuto perché non fossi consegnato ai giudei. Quindi il mio regno non è di qua. Dunque, tu sei il re. Tu lo dici, io sono re. Io sono nato al mondo per rendere testimonianza alla verità. Chiunque per la verità ascolta la mia voce. Cos'è la verità? È un impostore! A morte! È un impostore! Non nulla. Vedi di quante cose ti accusano. Noi stessi l'abbiamo trovato che sovvertiva la nazione, impedendo di pagare i tributi a Cesare e affermando che lui stesso è il Messia Re. Ma che ha fatto di male? Io non trovo nessuna colpa in quest'uomo. A morte! Egli va predicando per tutta la Giudea la sua sporca dottrina, partendo dalla Galilea fin qui. È reo di morte. Crocefiggilo! Allora tu sei Galileo. Allora portatelo dal re della Galilea. Portatelo da Erode. Yeah.
Sei tu, Gesù, il Nazareno, quello che fai miracoli. Volevo proprio conoscerti. Ho sentito parlare molto di te, soprattutto di questa tua dote. Ma davvero li sai fare i miracoli? Perché non me ne dà una dimostrazione? Perché non trasformi il vino in acqua? Ti viene difficile, è vero, non ci riesci. Perché ti hanno portato qui davanti a te? Perché forse vai in giro dicendo che sei il figlio di Dio? Ma davvero lo sei? E se sei il figlio di Dio, com'è questo Dio, tuo padre? Com'è? O forse ti hanno portato qui davanti a me perché vai in giro dicendo che sei un re? Allora io cosa sono? Guardati come sei vestito con questi stracci e guarda come sono vestito io. Adesso ti faccio un bel regalo. Ti regalo questa mantella, così potrai assomigliare di più a un re. Inginocchiamoci di fronte al nostro re. Eccoci qui. Vedi, sei più mendicante, ma come mai? Non so cosa farmene di quest'uomo, riportatelo da Pilato, lo giudicherà lui. Mi avete condotto quest'uomo come un sovvertitore del popolo. Ed ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui l'accusate. E neppure Erode. Infatti l'ha rimandato a noi. Nulla ha fatto che meriti la morte. Lo sottoporrò a un castigo e lo libererò. Per la festa il governatore soleva accordare alla folla la liberazione di un prigioniero, chiunque scegliesse. C'era allora un detenuto famoso chiamato Barabba. Chi volete che vi liberi? Barabba o Gesù detto il Cristo? Non decidere niente contro quest'uomo, perché è innocente. Questa notte in sogno ho sofferto tanto a causa sua. Chi volete che vi liberi? Che farò di Gesù detto il Cristo? Ma che ha fatto di male? È un malfattore! Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Poi i soldati del governatore, condotto Gesù nel pretorio, radunarono intorno a lui tutta la coorte e spogliatolo gli misero addosso una clamide scarlatta e intrecciata una corona di spine gliela posero in capo e una canna nella destra. Poi, piegando il ginocchio davanti a lui, lo schernivano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Salve, re dei giudei. Ecco, ve lo conduco fuori, perché sappiate che io non trovo in lui nessun motivo di condanna. La
croce! Ecco l'uomo! Noi abbiamo una legge. Secondo questa legge deve morire perché si è proclamato figlio di Dio. A morte! A Allora, prendetelo e mettetelo in croce, perché io non trovo in lui nessun motivo di condanna. Se lo liberi non sei amico di Cesare. Da dove arrivi? A me non rispondi. Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocefiggerti. Non avessi nessun potere sopra di me, se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani è ben più colpevole. Se lo liberi non sei amico di Cesare. Crocefiggilo! Ecco il vostro re! Abbiamo solo un solo re. Crocifiggilo. Vai. Vedendo Pilato che non riusciva a nulla, ma che il tumulto aumentava, fece prendere dell'acqua e si lavò le mani dinanzi alla moltitudine. Io sono innocente del sangue di questo giusto. Che il suo sangue mi darà. E la vedrete voi. Egli rilasciò loro Barabba e consegnò Gesù ai soldati perché fosse crocifisso. E dopo averlo schernito, lo spogliarono della clamide e Ecco, divisero le sue vesti. ecco Barabba libero, ecco. Sono libero! Sono Il viaggio di Gesù al Calvario, portando la croce, essendo violentato e schernito, ci fa pensare, ci dovrebbe far pensare ai tanti uomini di oggi scherniti, violentati, offesi nei loro diritti, sfruttati. Fratelli che stanno soffrendo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sincero
seguivano Gesù una moltitudine di popolo e di donne che piangevano e lo compassionavano. No, figlio mio, perché? No! Alzati. Alzati. Voi donne, spostatevi. Figlie di Gerusalemme, State. non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli. Ecco, verranno giorni in cui si dirà: beate le sterili, beati i grembi che non hanno mai generato e i seni che non hanno mai allattato. E si dirà alle montagne: cadeteci addosso, e alle colline: ricopriteci. Cammina! Soldato, vai a chiamare quel giudeo. Ehi, aiuto, sono andato a prendere la cosa. Muoviti! Nell'uscire trovarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di lui. Attimi a te cosa. Gesù Maria. Non può cercare, non bisogna cercare. Con lui crocifissero due ladroni, uno alla destra e l'altro alla sinistra. Così si adempiva la profezia che dice: è stato annoverato tra i malfattori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno di Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Con la spada. Quando i soldati ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato. Presero pure la tunica, ma la tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non la dividiamo, ma tiriamola a sorte a chi debba toccare. Così si adempiva la scrittura che dice: hanno diviso tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. Questo dunque fecero i soldati, e postisi a sedere gli facevano la guardia. Quelli che passavano lo insultavano. Dici che sai fare miracoli. Fai Facci vedere chi salva sei. te stesso. Scendi giù dalla croce se sei davvero il figlio di Dio. Sei il Messia. Provaci. Liberati. Fai un miracolo, dai. Scendi ora. Se sei tu il Messia, salva te stesso e noi. Non temi neppure Dio, tu che subisci la stessa condanna. Per noi è giusto, riceviamo quel che abbiamo meritato con le nostre azioni, ma costui non ha fatto nulla di male. Gesù, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Stavano presso la croce di Gesù sua madre e la sorella di lei, Maria di Cleofa e Maria la Maddalena.
ecco tuo figlio. Giovanni, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese con sé. Osserve. Ecco un po' di vino con che alleggerirà la tua morte. Tutto è compiuto. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Dall'ora sesta all'ora nona si fece tenebra su tutta la regione. Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si spaccarono, e le tombe si aprirono, e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono, e usciti dalle tombe dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Quest'uomo era veramente il figlio di Dio. Ehi Marco, giochiamoci la veste del Messia. Porterò come un trionfo. Il silenzio. Adesso contempliamo il Signore crocifisso. Venne la sera e poiché era la preparazione, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, illustre membro del Consiglio, il quale pure aspettava il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato e gli chiese il corpo già morto. E chiamato il centurione, gli domandò se davvero era già morto. Udito il rapporto del centurione, concesse il cadavere a Giuseppe. Venne anche Nicodemo, quello che una volta era andato da lui di notte, portando circa 100 libri di una miscela di mirra e di aloe. Calmi! Accetti!
Acclamiamo il Signore col canto del Santo. Giuseppe, comprata una sindone, con gli altri suoi amici, deposero Gesù dalla croce. Lo avvolsero nella sindone e lo posero in un sepolcro che avevano scavato per loro nella roccia, rotolando poi la pietra all'ingresso del sepolcro. Santo. Santo, 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 Santo su Señor. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. In contrapposizione alla Giudea che dovranno ammassare. Gesù ci aspetta in Galilea, anche noi altri. Riceviamolo quindi risorto in mezzo a noi.